Amici bellini, andiamo a capire insieme quali sono i giocatori disponibili, perché poi c'è l'amichevole, ma non ci interessa per l'amichevole, ci interessa per il campionato perché ci stiamo avvicinando a grandi falcate. Cominciamo. Allora, do il benvenuto a Di Lebotti, se somiglia un po' a Belotti. Dobbiamo guardarle anche le altre squadre. Faremo un approfondimento serio su tutte le altre squadre, come si stanno muovendo sul mercato. Lasciate un like però, prima di tutto, per la thumbnail che avete visto, perché i miei grafici mi stanno facendo impazzire. Buongiorno infermeria! Esatto, perché dobbiamo capire chi c'è e chi non c'è. Con un Abrabam tattico ci spostiamo dallo studio, che abbiamo lavori incredibili, diamo l'ufficialità. Ovviamente lo sapevamo già, si parlava di 2029, ma se non abbiamo capito male è una questione proprio di legge, che i contratti massimo possono avere 5 anni, poi ci puoi mettere l'opzione a favore del club, quindi praticamente è come se fosse 2029, ma cambia poco perché il capitano che fa 30 anni ieri, insomma, ovviamente facciamo gli auguri, e lo abbiamo praticamente rinnovato a vita. Questo è un discorso che si porta dietro il discorso di Zanoli, e ci fanno sapere che il Napoli molla il Verona, ma in realtà Giuffredi aveva detto Faraoni sta benissimo al Verona, non ha intenzione proprio di venire. Se lo dice il procuratore o è un bluff o sono schermaglie comunicative. Insomma, ad oggi dobbiamo immaginare Zanoli confermato da Garcia come vice di Lorenzo. Io mi sono messo anche l'anima in pace, non è detto che Zanoli debba andare per forza a giocare da un'altra parte, può essere pure che la sua crescita l'ha già fatta, e quindi c'è un giocatore che è questo e va pure bene perché ci fa vedere anche delle ottime cose in allenamento. Quindi nel ringraziare, nel salutare, nel fare i complimenti al capitano, se tu il capitano però lo levi succede il report dell'allenamento sotto al tappeto, perché le notizie, però sotto al tappeto c'è questa notizia qua che ci dà il Napoli. Il report dell'allenamento di oggi: Zedatka, Sacco, Colisacco, Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia, perché è il Napoli proprio che lo sbaglia. Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, Cavara, come l'aveva detto il presidente. Quindi è proprio ADL che scrive di suo pugno il report sul sito ufficiale del Napoli. Hanno svolto allenamento personalizzato in campo, per Osimhen lavoro personalizzato in palestra. A questo noi ci aggiungiamo la notizia di un Gollini influenzato. Però se poi andiamo a vedere gli allenamenti, qualcuno di questi comunque fa un tipo di lavoro insieme ai compagni. C'è chi può fare la partitina a calcio tennis, le partite a campo ridotto, insomma quello che ci dicevano ieri. Per esempio ieri ci dicevano pure JJ non c'era, lo stesso Oliveira non c'era, Zedat che è l'ultimo che si è aggiunto a questi problemi. Poi botta in allenamento per Oliveira, grande allarme, però rientra subito per esempio, e quindi botta per Zielinski, calma, cerchiamo di capire quelli che possono essere i giocatori che possono andare in campo domani nell'amichevole. Ragazzi, non è l'amichevole che ci interessa, ma ci interessa quelli che possono essere degli esperimenti, o meglio delle simulazioni di campionato, perché ci siamo, manca una decina di giorni. Quando cominci? 19 agosto, esatto, mancano esattamente 2 settimane. Di conseguenza, visto che l'infortunio per Anghissà è un pochino più serio dei vari affaticamenti muscolari di cui ci stanno parlando, quello di Anghissà si porta un problema che probabilmente non ce lo farà vedere a inizio stagione con il Napoli. Potrebbe saltare il Frosinone, potrebbe saltare anche la seconda di campionato, e si spera di ritrovarlo con la Lazio. Garcia ha questa speranza con la Lazio. Questo si porta dietro un discorso di mercato. Se ci siamo messi l'anima in pace col difensore, e lo vedremo poi, che adesso parlano di visite mediche domani, quindi probabile presentazione lunedì, non lo sappiamo, ma è praticamente fatta. Ci sono delle notizie che si rincorrono, che lasciano il tempo che trovano. Per esempio, quando Area Napoli ci faceva sapere Osimhen ha firmato già, non è vero, non è assolutamente vero, si continua a parlare di distanza. Quando ci continuano a riproporre il nome di Cup Miners, non è vero, non c'è la possibilità, è molto difficile, soprattutto l'Atalanta che ha speso tanto in questo momento
ha speso in successione a quello che ha venduto, perché si toglie Højlund, piazzano Scamacca e prendono anche questo Touré, però adesso c'è l'interessamento di Lookman, c'è il Bayern dietro. Insomma, io non credo che Koopmeiners sia in uscita dall'Atalanta. È un sogno, perché è uno di quei centrocampisti che copre tutta una serie di lacune che ha il Napoli, copre il calcio di punizione, i rigori, ha una discreta fisicità perché è più o meno alto, pochi centimetri meno di Anguissa. Anguissa sembra ancora più alto perché è molto lean e molto magro, ma Koopmeiners è un ottimo centrocampista. Lo puoi mettere al posto di Lobotka, lo puoi mettere su entrambe i lati delle mezze ali. Insomma, cosa succede adesso? Segnaliamo un Demme anche on fire nella partitella, segna un gol bellissimo, recupero palla e tiro nel set, lo ricoprono tutti i compagni, grandi festeggiamenti, la fotografia di chi vince la partitina e va bene. Quindi Demme è rientrato un pochino da quei problemini fisici e ci sta provando con tutte le sue forze per trovare spazio in questa squadra, ma mettere dei dubbi a Garcia. Quindi noi, considerando queste cose, Kvaratskhelia eccetera eccetera, domani possiamo ipotizzare questa situazione qua, con Meret, Di Lorenzo, Amir Rrahmani, poi il dubbio JJ Ostigard. Perché? Perché ovviamente se il ragazzo che arriva, Nathan, io credo che è difficile che possa diventare subito titolare inamovibile. Secondo me se la andrà a giocare con un JJ che sarà la sua chioccia e un Ostigard a seconda delle partite. Io credo, poi dobbiamo vedere come ragiona Garcia, però se fosse Spalletti, secondo me si comporterebbe così Spalletti. Quindi o JJ o Ostigard, e a sinistra ipotizziamo Oliveira. Mentre ipotizziamo Oliveira che comunque qualche problemino ogni tanto, ma il riporto dell'allenamento non ce lo dà, quindi immaginiamolo abile e arruolabile. E io vi dico, anzi io dico a Garcia, prova pure Zanoli a sinistra, oppure sposta Di Lorenzo a sinistra e prova Zanoli a destra, per avere qualche altra possibilità che non ti devi inventare in corso d'opera. Anche Mario Rui ha dimostrato di avere ancora dei problemini, quindi allenamento personalizzato in campo, magari lo recuperi per il campionato, però non ancora. Quindi anche per dare dei segnali alla società, fai degli esperimenti, un po', ti ricordo un po' quella cosa Benitez, la prima scelta, terza scelta, quarta scelta, devo far giocare Gargano, devo far giocare Britos terzino, devi dargli pure dei segnali alla società, in modo tale che la società, che con l'acquisto di Nathan non spende le cifre di cui si parlava per Danzo, per Kilman, per Lenormand. Quindi c'è un bel tesoretto, considerato il fatturato fatto l'anno scorso, considerata la vendita di Kim, che puoi reinvestire in un buon centrocampista. Il nome non lo so, ma io vi dico questa cosa: adesso che usciranno i nomi dei centrocampisti, penso che a breve se ne esce uno su cui escludete Koopmeiners, non vi illudete perché poi ci rimanete male. Se poi arriva esultiamo, ma non vi illudete su Koopmeiners. Se arrivano altri profili un pochino più fattibili per il Napoli, di un profilo che dovrà essere una riserva, che però sarà una riserva importante perché Anguissa va via, quindi escludete gli africani, tutti gli nomi di africani, e Anguissa va via, quindi dovrà giocare centrocampo. Domani facciamo conto che Zielinski sta bene, facciamo conto che Lobotka sta bene, ti devi inventare il terzo. Una ipotesi è ovviamente Elmas. Con Elmas tu sei meno, Elmas la fa la fase difensiva, però sei meno coperto di Anguissa e c'hai una trazione anteriore, Zielinski e Elmas insieme, che spingono. È un buon esperimento in vista del Frosinone, perché tu dovrai fare molta più fase offensiva che fase difensiva contro il Frosinone, quindi puoi già cercare di mettere Elmas lì. Se vuoi fare un altro tipo di esperimento, puoi cominciare a valutare Demme, lo puoi valutare Mezzala, che secondo me lo può fare benissimo, perché Demme è molto dinamico, te lo ritrovi in tutte le zone del campo. Demme Mezzala, oppure Swifti il triangolo con Demme, Lobotka e Zielinski un po' più avanti. Lo so, siamo un po' leggerini fisicamente, ma devi fare di necessità virtù e devi dimostrare, meglio se siamo leggerini, tu Garcia devi dimostrare alla società: guarda che con questi qua fai conto che fare il campionato di Serie A, fare la Champions, fare la Coppa Italia, fare la Supercoppa, fare il periodo della Coppa d'Africa, servono dei giocatori. Quindi c'hai questo Demme, questo Elmas, Folon Ruscio, si adatta un po' dappertutto perché è giovane e vuole farsi vedere, ma è da considerare più offensivo come Zielinski, quindi questa è l'altra cosa.
Lozano Politano che si devono alternare là. La situazione potrebbe non cambiare, che Lozano comunque si sta impegnando moltissimo, le offerte dall'America non sono arrivate in tempo, può essere che il Napoli le abbia rifiutate, non lo so, quindi lì rimaniamo così. Dopodiché in attacco ci metti Raspadori a sinistra al posto di Kvara, che ha pure senso, rientra col destro ma può lavorare anche con il sinistro, e Simeone prima punta. Chi ti rimane in panchina? Ti rimane Zerbin, poi ci devi mettere una serie di altri giocatori giovani, probabilmente Davino, probabilmente Russo. Idasiak oggi pare sia stato provato addirittura esterno sinistro proprio perché mancavano i giocatori. C'è un po' una moria degli allenatori, degli allenanti, insomma è difficile allenare la sua squadra in questo momento perché si è parlato, è facile dire cambia la preparazione, lo stanno dicendo tutti, un nuovo preparatore atletico, una stagione diversa da quella dell'anno scorso dove c'era la pausa per i mondiali e quindi si poteva partire sparati e fare il richiamo di preparazione. Adesso probabilmente sì, ci sono anche qui dei momenti di pausa quest'anno, però probabilmente il cambio proprio di tipo di allenamento può portare l'atleta ad avere dei problemini fisici. Speriamo che tutti questi problemini fisici vengano risolti per quando si dovrà fare sul serio, per quando le partite varranno dei punti. Anche sa, nel frattempo l'hai perso. Dobbiamo vedere quanto tempo ci mette Gaetano a recuperare, perché Gaetano rientra nel giro di questi centrocampisti al momento. Cosa vi sto dicendo con tutto questo? Che il Napoli si deve riversare sul mercato un'altra volta. La priorità era il difensore, verissimo, benissimo, è giovane, va bene, ce lo facciamo piacere, magari è un talento, è un portento e va bene, e speriamo che sia andata bene anche questa volta. Non è un titolare però, per quanto mi riguarda, poi lo può diventare, va bene. Va bene, questa è stata la decisione per Napoli, va bene. A centrocampo servirà uno che non deve essere titolare, quindi al contrario, mi sta bene un prospetto, però deve essere fisicamente pronto e lo devi mettere subito a disposizione di Garcia in modo tale che puoi liberare Fornalutsch e puoi stabilire quelle che sono le gerarchie dell'anno prossimo. In attacco, se non risolvi la questione Osimhen, resta tutto appeso. Facciamo conto che non è successo niente, facciamo che comunque Osimhen è 2025. Quindi non trovi l'accordo? Benissimo, te lo puoi anche portare appresso così. Osimhen continuerà ad avere voglia di fare gol al di là del contratto, al di là della clausola, e lo tieni un altro anno. Nel frattempo studi, blocchi il sostituto per l'anno prossimo e ti organizzi per l'anno prossimo. Non ci guadagni 200, non ci guadagnerai 150 l'anno prossimo, ne guadagni 190, va bene lo stesso. La plusvalenza l'hai fatta e non c'è problema. Adesso è il momento di pensare all'oggi, e all'oggi questa squadra adesso ha bisogno di centrocampisti, uno, forse due. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Iscrivetevi al canale perché siete il 51% qui guardate solo i video e non vi iscrivete al canale. È male, perché domani ci sarà un'altra amichevole che dobbiamo vedere. Vediamo di che sport si tratterà, e vediamo se Garcia mi ascolta con questi esperimenti, con queste cose, perché dobbiamo pensarle a questo. Non puoi essere sempre ottimista, ti va tutto bene, i giocatori non si infortuneranno mai, non ci saranno squalifiche. La forza del Napoli l'anno scorso è stata la panchina più lunga, perché ti manca Osimhen, Raspadori e Simeone, perché quando ti è mancato Kvara, Elmas ha fatto molto bene, perché quando Lozano non era in forma, Politano, perché Mario Rui ha avuto un pochino più ha potuto rifiatare perché c'era Oliveira. Di Lorenzo non ha mai bisogno di rifiatare e quindi là così. Però quando è mancato Rachmani si sono alternati bene, Gianluigi Jesus e Ostigard. Napoli deve confermare questa panchina importante e ce la giochiamo alla grande, vai.